Bene, eccoci insieme anche oggi. L'ospite è Arianna Francato, responsabile del target Donne e Impresa di Enaip Veneto, sedi di Piazzola sul Brenta e Cittadella. Ce l'abbiamo fatta. Beh, è tutto un po' complicato come edizione oggi. E anche adulti e imprese, quindi non solo donne, ma anche adulti e imprese. Detto ciò, siamo qua a presentare un corso di formazione con un titolo altrettanto complicato. Riassumiamo Donne e protagoniste, ma a lei la parola. Sì, il progetto è un progetto di formazione abbastanza complesso che si chiama Segni particolare, donne protagoniste della propria crescita personale e professionale. Complesso già dal titolo. Già dal titolo, molto lungo, è un progetto approvato e finanziato con il contributo del Fondo Sociale Europeo e fa parte di una delibera appunto che riguarda persone e organizzazione, protagonisti del cambiamento. Quindi diciamo che proprio i soggetti che sono coinvolti in questo progetto devono in qualche modo rendersi conto di quali sono le esigenze del mercato del lavoro attuale e in qualche modo consapevolmente fare le proprie scelte. Quindi le selezioni sono aperte. Ecco, noi con questo progetto abbiamo aperto la fase di selezione in gennaio, continuerà per tutto febbraio, se ne è già svolta una prima fase. Il target di riferimento per questo progetto sono solo donne però che possono essere sia occupate e quindi desiderose di migliorare la propria carriera professionale, e donne disoccupate e inoccupate che desiderano entrare nel mondo del lavoro o rientrarvi dopo un periodo di allontanamento dovuto quasi sempre, nei casi delle donne, a motivi di cura familiare, quindi minori piuttosto che anziani a proprio carico, che le hanno allontanate dal mondo del lavoro e adesso si trovano a rientrare e gli strumenti che hanno rischiano di essere insufficienti. Ecco. Il corso come si articolerà? Allora, praticamente noi avremo, finita la fase di selezione che terminerà in febbraio, avremo individuato queste 45 donne, dove un 70% dovrà essere rappresentato da disoccupate. Ecco, un dato interessante è che nella prima fase di selezione si sono presentate moltissime occupate e questo ha un senso, perché quello che loro ci hanno detto durante la selezione è che si sentono a parità di capacità e di competenze rispetto ai colleghi, si sentono bloccate nella progressione di carriera, e questo progetto lo hanno visto quindi come una opportunità. In ogni caso, dopo la fase di selezione avremo la fase di orientamento, in cui le donne divise in gruppi faranno attività di orientamento di gruppo e anche attività di orientamento individuale con un operatore a loro dedicato, per far emergere quelli che sono i loro talenti già posseduti, le loro competenze trasversali, comprendere com'è il mercato del lavoro oggi e quindi che cosa richiede, e cercare di creare un ponte fra quello che loro posseggono e quello che devono ottenere, per arrivare a scegliere il percorso più adatto a quelle che sono le loro possibilità. Dopo la fase di orientamento noi entreremo nella fase di training, che è la fase più sostanziosa e complessa. In questa fase loro avranno formazione d'aula e i percorsi che possono scegliere e che loro appunto dovranno decidere di intraprendere, ma consapevolmente, sapendo che cosa comporta, sono percorsi nell'area del marketing, nell'area del commercio e nell'area amministrativa. In questa fase di training noi andremo a sviluppare competenze tecniche e digitali, e questo progetto, infatti, uno degli obiettivi fondamentali che ha è quello di cercare di colmare un attimo quello che è il gap di genere nelle competenze STEM. Che cosa sono le competenze STEM? Sono quelle competenze scientifiche, tecnologiche e ingegneristiche che sono molto richieste nel mercato del lavoro attuale e dove le donne pagano, sono in minoranza rispetto ai colleghi maschi. E in questa fase di training che verrà sviluppata in un periodo del progetto che possiamo dire tarda primavera, loro avranno modo di acquisire questo e anche di
sviluppare un prodotto, proprio un portfolio digitale, con cui poi nella fase finale del progetto potranno presentarsi alle aziende che avranno l'opportunità di incontrare. Voi in questa fase usate anche delle tecniche innovative? Sì, nella fase di training noi utilizzeremo formazione d'aula tradizionale, ma anche modalità diverse, innovative, che hanno a che fare con il teatro d'impresa e noi li chiamiamo laboratori esperienziali. Ecco, questa parte serve per andare a sviluppare quelle soft skills, vengono chiamate, cioè quelle competenze trasversali che sono ritenute adatte e strategiche per i tipi di lavoro che noi abbiamo identificato, che sono il traguardo a cui queste donne dovranno arrivare. E con queste modalità andremo a sviluppare quelle che sono per esempio le capacità organizzative, di pianificazione, di risolvere problemi, di trovare soluzioni creative, magari anche semplici, ai problemi che giornalmente si incontrano, lavorare in gruppo, lavorare per obiettivi condividendoli con il gruppo. Ecco, tutte queste cose verranno sviluppate con queste modalità. Ecco, ENAIP è un importante ente di formazione che fa da cerniera, insomma, tra offerta e domanda nel mondo del lavoro, creando appunto dei corsi di formazione ad hoc. Lei ha parlato del portfolio finale con cui queste donne potranno presentarsi agli imprenditori. Lo dico con un sorriso, ma ci sono imprenditori disponibili ad ascoltarle? Beh, noi all'interno del progetto noi creeremo questi momenti. Già nelle fasi iniziali del progetto abbiamo delle aziende partner che ci offrono la loro disponibilità, e sono aziende partner che hanno in qualche modo una visibilità e un riconoscimento forse anche bisogno di trovare quelle figure professionali. Bisogno di trovare figure professionali, ma che hanno, insomma, che sono all'avanguardia nei settori di riferimento del progetto, quindi il marketing piuttosto che l'area commerciale o amministrativa, e quindi già lì si creerà il contatto, le donne potranno visitare, vedere quello che serve, avere un riscontro diretto da chi opera già nel settore. E poi ci saranno dei momenti successivi di promozione e diffusione dei risultati in cui le donne, con quello che loro avranno prodotto durante il percorso, si presenteranno e cercheranno opportunità lavorative. Perché non è tutto, nella fase di training, al di là di queste due attività, ci sarà anche una fase di accompagnamento delle donne verso opportunità lavorative. Di nuovo tornerà il rapporto 1 a 1, mentre le aule saranno di gruppi da 15, quando parliamo di fasi di orientamento o di accompagnamento siamo sempre un operatore, un utente del progetto, e qui le donne si suddivideranno in base ai loro interessi. Per 5 di loro sarà possibile un percorso verso l'autoimprenditorialità, quindi saranno preparate su ciò che serve per aprire un'attività lavorativa e poi saranno accompagnate a sviluppare il loro progetto. Per 30 donne disoccupate ci sarà un accompagnamento al lavoro che sarà gestito da uno dei nostri partner operativi di progetto, perché in questo progetto entrano molti partner. Partner operativo, dicevo, che seguirà la fase di accompagnamento alla ricerca di un impiego, facendo anche è Synergy, un'agenzia per il lavoro, insomma, che non ha bisogno di presentazioni. La fase invece poi ci sono, per 10 donne ci sarà un accompagnamento verso lo sviluppo di carriera, e qui entrerà in gioco con un altro partner operativo che è la Fondazione Corrazzin, che le accompagnerà in questa direzione. È chiaro? Sebbene ho capito, allora 45 donne, 45 posti per i quali adesso sono aperte le selezioni, allora 45 donne di cui il 70% devono essere disoccupate. Quanto dura il corso? Non l'abbiamo detto. Allora, i percorsi hanno una durata in termini di ore che possiamo arrivare mediamente intorno alle 150 ore, tra la parte formativa, la parte di accompagnamento e la parte di laboratori esperienziali. Suddivise? Suddivise in giornate lavorative, okay. Ecco, possiamo avere la mezza giornata, perché in questo progetto è stata data una grande attenzione al discorso
discorso della conciliazione fra i tempi di vita e di lavoro. Le 70 donne disoccupate, vabbè, Non c'è. ahimè, hanno tempo libero. Che poi si scopre che hanno moltissimi impegni. Sì, ho detto una sciocchezza, e anche per il tempo libero, questo, perché le donne hanno sempre un doppio lavoro, quindi certo. tempo libero poco a prescindere. Esatto. Detto ciò, però, quelle che sono occupate evidentemente hanno problemi per riuscire a conciliare tempi di lavoro, tempi di vita e tempi di formazione. E quindi loro diciamo che sono studiati sulla base delle donne che incontriamo dei calendari, delle attività che facilitino la frequenza a tutti i gruppi, quindi questi vengono studiati ad hoc. Ci potrebbe essere il percorso che ha uno sviluppo per lo più pomeridiano, quello più di mattina, quello nella fascia pomeridiano-serale, perché è chiaro che le occupate, a seconda dell'impegno orario settimanale che hanno una limitata possibilità, può essere coinvolto anche il sabato in formazione. Un'ultima domanda, un'ultima curiosità, perché lei ha detto che uno dei percorsi riguarderà donne che si sentono in qualche maniera bloccate nella carriera. Mi viene da chiedere, ma è colpa loro, nel senso che non sono adeguate al ruolo che vorrebbero assumere, o è perché l'impresa è maschilista? Allora, diciamo che c'è molto lavoro da fare in quest'ambito in Italia e in Veneto anche. Allora, durante la fase di selezione quello che è emerso dalle partecipanti è che effettivamente loro, descrivendosi come a parità di competenze con i colleghi, hanno meno chance. Okay. D'altro canto vediamo che se pensiamo che in Italia su 100 laureati, cioè su 100 laureati maschi ci sono 126 laureate donne, e poi nell'accesso al lavoro le donne sono molto penalizzate, evidentemente c'è qualche problemino da risolvere, anche qualche problema di tipo pratico, perché effettivamente avendo su di sé carichi familiari magari non possono contare su servizi che le mettano in condizione di fornire una prestazione lavorativa della stessa durata. Infatti c'è un grande accesso al part-time forzato da parte delle donne. Quindi il prossimo obiettivo di ENAIP Veneto sarà organizzare un corso di formazione per imprenditori, di formazione per imprenditori, giusto? È già previsto in questo progetto. Vabbè, ecco perché insomma, in questo progetto è previsto prima di tutto un evento STEM che sarà STEM in rosa, che sarà in qualche modo svolto e organizzato con il coordinamento della Regione Veneto, che è fra gli enti finanziatori e promotori di questo progetto. In questo evento STEM si cercherà di ragionare intorno al gap femminile rispetto alle professioni STEM, e saranno coinvolti attori appunto del mondo del lavoro, provenienti dalle istituzioni, dalla formazione, e ci sarà un forte dibattito. Le nostre partecipanti saranno invitate a raccontare la loro esperienza e a presentarsi, ma comunque l'obiettivo è la sensibilizzazione rispetto a questo problema. Devo andare in sigla, mi viene solo da pensare alla sindrome della riunione scolastica, che quelli che parteciperanno ovviamente saranno quelli più sensibili. Mi dica. Ci sarà l'ultima fase di selezione prevista il 28 febbraio a Cittadella, e le donne che desiderano partecipare, i posti sono rimasti disponibili solo per 12 disoccupate, e basta inviare tutti i documenti o comunque la richiesta a ENAIP Veneto cittadella@enaip.veneto.it è l'indirizzo. In sigla andiamo di corsa. Grazie, buon lavoro. Prego, grazie.